Presidente Boschetto, vaccini, lei punta tantissimo sul discorso di questa campagna vaccinale che deve andare avanti, perché si diceva prima, alla fine siamo in una fase sì, si prosegue però veramente a rilento. Sì, noi stiamo coinvolgendo tutte le autorità per riuscire a poter vaccinare il più possibile i nostri dipendenti. È ovvio che la risposta è in base ai vaccini che ci arrivano. Infatti anche oggi per il Presidente cui, Zaia ecco, ha detto se non ci sono. Noi ci siamo con Zaia promossi un po' tutte le categorie ancora 15 giorni fa dicendo guarda che anche noi mettiamo a disposizione quello che serve può essere qualche sede nostre distribuite a livello provinciale, distribuite nel territorio, piuttosto che enti bilaterali che noi abbiamo legati alla sanità, Saninveneto, EBAV, che sono tutti enti bilaterali pagati dalle imprese per i dipendenti, lì ci sono dei quattrini che potrebbero essere spesi. Quindi della serie siamo disponibili a tutto, fate, acquistate più vaccini possibili e vacciniamoci prima possibile, perché piaccia o non piaccia, Novax o quello che si voglia, se non si fa questo tipo di battaglia non si riesce a vivere e non si riesce a lavorare, ripeto, a vivere. Assolutamente. Perché... Ecco, leggo il messaggio che prima stavamo parlando proprio di questo, prima fuori onda, vediamo un attimo se gentilmente la regia lo rimette e lo leggiamo, relativamente al discorso delle categorie. Ditemi quale rischio ha un magistrato nel contrarre il virus in più di un artigiano che lavora spesso a contatto con la gente. Il magistrato può tranquillamente mantenere la distanza, gli artigiani a volte no. Cosa dite? Vabbè, sfonda una porta aperta ovviamente, perché è la battaglia che stiamo facendo in questi giorni e devo dire che Zaia ha anche dato la sua disponibilità, però dopo purtroppo tanto non si... ecco. Quello che lo diceva anche oggi Zaia e comunque ce l'aveva detto ancora 15 giorni fa, aspettiamo circa metà aprile perché dovrebbero arrivare anche altri vaccini e aumentare le dosi, però è come sperare nel sole in un giorno di pioggia, insomma. Ecco, Presidente però siccome siamo anche abituati a essere carichi di animo, speriamo che sia fatta la volontà del Signore, come dice mio padre, che ha 90 anni. Presidente, e fin di conti anche tante altre persone lavorano, anche il settore estetica c'è necessità a volte di curarsi, ma io dico anche dal punto di vista dello spirito, dell'umore, siamo tutti provati anche psicologicamente, perché il fatto di deprivarci di delle libertà, dello svago, dei fine settimana, delle relazioni sociali, al di là di tutto, perché se uno è rigoroso non ha relazioni sociali, io non vedo da secoli i miei amici la sera e non possiamo uscire neanche la sera, almeno dici cura il tuo fisico, fatti un taglietto di capelli, una tinta, neanche quello, almeno categorie a rischio, vaccinarle allora, giusto? In effetti è proprio questo che con il Presidente Boschetto stiamo un attimino vedendo, proprio per metterci in sicurezza anche su questo, ma più che altro per dare tranquillità ai clienti. In effetti dico, hanno chiuso noi quando era l'unico sfogo che un cliente poteva avere, sia donna che uomo. Una botta di vita, vado. Esatto, non oso pensare all'altra categoria che ovviamente ricopro sempre l'incarico di Presidente e per quanto riguarda le palestre, il fitness, noi abbiamo avuto diversi che ci hanno scritto, degli artigiani che lavorano nel settore. Esatto, cioè anche qui io dico, ragazzi, noi, l'essere umano ha bisogno di uno sfogo, quindi lo sfogo può essere la palestra, può essere il parrucchiere, può essere l'estetista, ma per un rilassamento, perché comunque vanno a lavorare, perché le tensioni sociali si scaricano in qualche modo, se non le scarichi dopo succede come nei paesi esteri dove sono un po' più accesi rispetto a noi. Tasse, tante tasse, scriveva un telespettatore, per gli artigiani, però poi a fronte di che cosa? Adesso non si parla di dilazionare ma non di togliere. Sì, il tema anche questo è dilazionare. Dilazionare vuol dire avere i soldi per pagarle tra un mese, se non per adesso. pagarle fra un mese, 2 mesi, anche se le paghiamo fra 6 mesi. Ma il fatto è che se molte categorie non lavorano, non so come facciano ad avere i soldi, oltre a vivere, anche pagare le tasse. Ricordo che molte attività hanno poi il tema forte dell'affitto, parlo della categoria del benessere piuttosto che tante altre. L'affitto è mensile ed è fisso, mentre l'anno scorso qualcuno ha accettato di dire bene ti riduco l'affitto per qualche mese, adesso ti dicono no, io ho altrettanto bisogno di quei soldi
perché mi servono per la mia pensione, perché mi servono, per cui non ci sono riduzioni. Perché il proprietario paga le tasse su quel benedetto immobile che non gli sono state scontate, attenzione. Esattamente. E questo è un altro piccolo discorso. Però in queste condizioni non si riesce, abbiamo i ristoratori, abbiamo la categoria degli acconciatori, abbiamo tantissime categorie che sono costrette, perché non hanno l'immobile proprio, a dover pagare ogni mese puntualmente l'affitto, e che sono lì che stanno spendendo i propri guadagni pregressi, i risparmi. Bravissimo, adesso sembra che col decreto sostegni, qui c'è ricevuto una lettera da un telespettatore, ci dovrebbe essere uno scontro contributivo INPS pari a 3.000 euro. Sapete niente? Ci chiede. No, su questo sinceramente non lo so tecnicamente. Forse chiamare la categoria per farsi fare un po'. Questo senz'altro dobbiamo sentire i tecnici che abbiamo all'interno delle nostre associazioni per capire. Perché sono stati aperti oggi poi sostanzialmente questo discorso. Perché è vero che viene detto tutto il contrario di tutto qua. È come con i ristori, sembrava che fosse risolto tutti i problemi, alla fine si trattava di briciole, come abbiamo già detto. Assolutamente sì. Per cui sì. Voglio essere molto sicuro prima di dire qualcosa, perché allora, abbiamo il settore che anche i 3.000 euro servono, insomma. Assolutamente sì. Prima di passare alle lavanderie, che è un'altra categoria che ci ha interpellato, lei ha citato palestre. Il settore sport system soffre tantissimo, proprietari di palestre e tutto quello che ne consegue, perché poi lì c'è una filiera incredibile. Cosa devono aspettarsi? Avete interloquito anche lì a livello nazionale? Sì. Perché non se ne parla assolutamente. Infatti non se ne parla, chiudono. Però uno dei miei responsabili, perché io ovviamente sono del settore benessere sia nazionale che regionale, quindi ho un presidente regionale per questa categoria, e giorni fa si è incontrato con il nostro assessore di riferimento allo sport, Cristiano Corazzari, che tra le altre cose conosco perché si è speso per dare una mano e per vedere come venirne fuori, cioè metterci le mani per una riapertura. Ovviamente qui però oltre che a lui si sta interpellando il governo, perché loro dicono più che di tanto esatto, più di tanto non è che si può fare, perché comunque l'attività che si va a fare in questi ambienti non si può fare con la mascherina, ci dicono, per cui ci servono anche più distanze tra una persona e l'altra, per cui si sta valutando per fare proprio un piano di lavoro, e so che ci stanno lavorando, perché comunque il punto di riferimento è una persona che ha palestra, per cui vive nel settore. So che comunque hanno dato 2 ristori, hanno dato a maggio e a ottobre, hanno dato qualcosa per quella categoria lì. E ora io spero che gliene diano altri di ristori, perché sono completamente fermi, peggio dei ristoratori, perché comunque loro non possono assolutamente lavorare ed aprire, per cui adesso vediamo un attimino le cose come andranno a finire, perché qui si parla di Regione Veneto, ma il problema è a monte, perché arriviamo al governo, perché poi è lì alla fine che tutto viene gestito da un comitato tecnico-scientifico, cioè in base ai dati, in base a queste cose. Purtroppo abbiamo visto gli acconciatori che li hanno fatti chiudere quando prima nella zona rossa erano aperti, per cui per quello che molti si sono posti la domanda: ma cosa è successo? Non ci tornava. Certo. Altro settore, prima c'era un messaggio che diceva appunto se c'è stata un'ulteriore rottamazione, qualcosa. Ne parla ormai già da un anno. Magari le cartelle esattoriali sono state bloccate sino a che data? Sono tutte chiacchiere, ha ragione, e sono chiacchiere. E sono chiacchiere, è confermato. Settori invece lavanderie, perché voi avete tantissimi, avete una marea di professionisti che fanno capo con artigianato. Sono molte, d'altra parte l'Italia... Aspetta, sempre Boschetto, sempre... L'Italia e il Veneto regge sull'artigianato e sulla piccola e media impresa, per cui è ovvio che le categorie sono molte. Perché sono state sono rimaste aperte le pulitintorie, giusto? Certo. Però, esatto, ho detto, però aperte ok, quindi ristori non si capisce, ma non sono riusciti a fatturare, hanno avuto dei cali anche notevoli, no? No, dei cali veramente notevoli per una serie di motivi. La gente lavora a casa, smart working. Abbiamo visto che più di mettersi la giacca, anche
nelle immagini così simpatiche che girano nei social, Sotto ma è la pigiama. ma è la verità, nel senso che uno a casa Sì. al massimo si veste bene la parte superiore, per il resto rimane con la tuta. Mancano cerimonie, mancano la libertà di uscire la sera, di uscire il sabato, la domenica, mancano la ristorazione che funziona, quindi tovaglie. Ecco, sono attività moltissime. Lo dove le sport, donne- manca lo sport invernale. lo sport invernale, lo sport, come abbiamo già detto, anche a livello di palestre, manca la vera attività di vita. La vita è legata alle attività. Purtroppo, e quindi queste si trovano sì a voler tenere aperto, perché ci tengono a tenere aperto, però non riescono a portarsi a casa neanche i soldi della corrente per accendere la luce verso sera, insomma. Fortunatamente Poi ci sono adesso abbiamo l'ora legale della serie. Se non so quanto duri, Sì, anche quella. Però è una categoria veramente in e ricordiamo gli hotel, questo. perché poi l'hotel e i ristoranti, le diceva anche gli hotel, perché poi gli hotel molti portavano anche le cose nelle portavano la lavanderie. biancheria dei clienti, piuttosto che invece quella che usano loro stessi per la vita dell'albergo.